Salvini sta col Veneto, quello di Luca Zaia ma anche quello di Flavio Tosi. Il Consiglio federale di oggi in via Bellerio sembra essersi svolto in un clima costruttivo e disteso. Il segretario della Lega Nord ha voluto smentire che ci sia uno scontro tra lui e il sindaco di Verona, affermando anzi che Tosi sarà una risorsa anche per il progetto di una Lega del centro e del sud. E si è detto certo di una riconferma di Zaia come governatore. Lega dunque compatta e Lega ancora appoggiata al momento da Forza Italia, ma con riserva. A primavera 2015 manca ancora un po' di tempo e molto potrebbe succedere in quel di Roma. Io credo che questa squadra abbia ben governato la regione e che si possa riproporre. Non so quanto fattori nazionali possano incidere sulla sua disgregazione. Tutto può ancora accadere. Intanto lei, assessore al turismo nella provincia di Treviso, si butta nella mischia. La candidata azzurra, investita direttamente dall'ex assessore regionale Remo Sernagiotto, punta al rinnovamento del partito. Architetto di professione, è contro la politica di mestiere. La politica deve avere comunque una scadenza, perché io questo mi rendo conto con questa prima esperienza che sto facendo da amministratore in provincia. Credo che dopo un certo periodo di tempo comincino ad innescarsi dei meccanismi tali per cui non diventa più un servizio al cittadino, ma diventa un interesse forse personale o per una cerchia ristretta. Intanto la candidata sembra essere riuscita a ricompattare Forza Italia targata Treviso, tutti presenti i consiglieri azzurri di Sant'Artemio.